Siamo con Roberta Cintura, direttore marketing e comunicazione Polaris. Buonasera. Buonasera a voi. Dottoressa Cintura, le chiedo come si declina Polaris nel mondo dell'innovazione? Polaris Engineering è una deep tech company che sostiene le imprese nel transito verso processi di innovazione principalmente basati su soluzioni proprietarie che si basano su algoritmi di intelligenza artificiale. Noi siamo declinati in 3 business unit, la prima è Polaris, l'omonima, che si occupa principalmente del ramo industriale, abbiamo poi Ageria che si occupa invece di tutto, la parte agroalimentare, e poi Deep Clever, che è una sorta di piccolo istituto di ricerca che proprio studia le soluzioni basate su algoritmi di intelligenza artificiale. Insomma, c'è tanta innovazione in Polaris. Moltissima. Ma appunto voi ve ne occupate tutti i giorni, ma come riuscite a tradurla, a trasmetterla ai consumatori? Spesso sono soluzioni che implicano un cambiamento, quindi cerchiamo di abituare le persone al percorso valorizzando quelle che sono le risorse umane già presenti all'interno dell'ecosistema aziendale, e lo facciamo attraverso delle campagne di comunicazione che rendono molto più semplici questi concetti estremamente difficili. Anche oggi avete visto, avevamo presenti i nostri collaboratori AI, che sono delle soluzioni fondamentalmente che noi traduciamo in immagini di piccoli robot a sostegno proprio delle imprese. Ciascuno di questi ha un nome, una propria personalità e aiutano delle figure professionali all'interno dell'azienda a comunicare principalmente con le macchine e con tutti i processi che sono fondamentali per ottimizzare il business. Mi fa venire in mente la graffetta di Word. In qualcosa del genere più avanzato noi abbiamo utilizzato il 3D, che fa parte anche abbastanza della nostra anima, anche perché siamo molto orientati a tutti gli strumenti più innovativi anche di comunicazione, come ad esempio quello del metaverso. Abbiamo infatti sviluppato già l'anno scorso un primo ambiente e quest'anno ne rilasciamo uno nuovo, proprio per cercare di avvicinarci quanto più possibile anche alla fetta di mercato di nuovi addetti al mondo del lavoro che potrebbero essere interessati a comunicare con le aziende in modo molto più innovativo. Parlandomi di ambiente, metaverso, quindi al secondo step, percepisco che ci sia stato un interesse, comunque una curiosità da parte di chi ne sta usufruendo. Sì, abbiamo provato già l'anno scorso lanciando Performia Festival, che in realtà è un festival che fa incontrare l'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie, quindi abbiamo trovato un'altra via per parlare delle stesse tecnologie che vengono applicate in modo business, per farle sembrare molto più vicine a noi, cosa che effettivamente è. E attraverso il metaverso siamo in grado di attivare dei processi che raccontano la nostra realtà in modo assolutamente innovativo, originale, molto più di impatto, e ci avvicinano tantissimo a tutte le nuove realtà che stanno entrando ad oggi nel mondo del lavoro. Utilizziamo infatti questo spazio ad esempio sia per farci conoscere da realtà che magari non hanno ancora avuto modo di incontrarci, ma anche per fare tutto il processo di onboarding e di istruzione per le nuove leve che aiuteranno sicuramente tantissimo nel mondo dell'innovazione. Quindi diciamo che l'ambiente è molto fertile e molto umano. Decisamente umano, anche se estremamente tecnologico. Io la ringrazio e le auguro una buona serata. Grazie a voi. Alla prossima.